Io il 22, perciò ci facciamo gli auguri. Una stretta di mano ed un sorriso nel luogo più adatto ad ospitare tali gesti, vale a dire nell'angolo del Fair Play, ufficialmente istituito con tanto di apposita targa dal comune di Ponzano Veneto, tanto che questo parco può essere ribattezzato a tutti gli effetti come Parco della Gentilezza. Qui litigi, sgambetti, insulti, dispetti e aggressioni verbali sono banditi ed il decalogo dei comportamenti auspicabili per essere di bravi cittadini è messo nero su bianco, perché, come dicono da sempre i saggi, scripta manent e un promemoria può essere sempre utile per riflettere, magari nel corso di una passeggiata per sedare la rabbia dopo una lite o una discussione più accesa del dovuto. Questo è semplicemente un modo per dire alla gente tante volte fermiamoci, riflettiamo, ragioniamo, prendiamo un bel respiro giustamente e poi agiamo o scriviamo. D'altronde qui a Ponzano ci credono così tanto che già da qualche anno esiste un apposito assessorato al fair play, tra i primi in Italia, e questo angolo consacrato alla civile gentilezza è in un punto strategico, a 2 passi da quella villa chiamata, manco a dirlo, Serena, che ospita la sede municipale e il consiglio comunale, luogo per definizione di confronti e accese discussioni. Quando si va contro quelle che sono le idee degli altri, diremo, ecco, l'interessante è esporle in maniera tranquilla e senza arrivare a offese. Nell'era dell'insulto facile e dei pugni sferrati a colpi di tastiera sui social, non è poi così fuori luogo ripetere quel che sembra ovvio: rispettare tutti, anche se hanno idee diverse dalle mie, recita il punto 2 del decalogo, perché il fair play, concetto che nasce dal mondo dello sport, deve essere applicato anche nel quotidiano. Concetto benedetto anche dal signor Paolo, trevigiano di nascita ma da una vita residente a Londra e con un passato nel rugby, di ritorno nella Marca natia per una visita a parenti. Fantastico, fantastico perché io sono ex benetoniano anche, per cui fantastico.